persone che hanno creduto in questa manifestazione e che a me personalmente sono state più vicine, l'aiuto e l'entusiasmo con la quale sono state affrontate le varie difficoltà ad favorire iniziative del genere, ma ripeto, ci siamo basati sulla nostra passione, sull'entusiasmo e sul desiderio di portare a concretezza una manifestazione che tutti speriamo possa avere una cadenza annuale, migliorare sempre più e dare lustro alla nostra regione con una manifestazione di interesse, speriamo, nazionale ed internazionale. Naturalmente una grossa parte di successo deve essere attribuita a voi, carissimi partecipanti. Ufficializziamo e diamo quel tocco di sacralità con voi vedete di fronte a me, dando un ricordo della manifestazione. Premiamo con un applauso innanzitutto una componente importantissima e alla quale io faccio sempre riferimento in queste situazioni e senza la quale noi del Circolo Sardo Automoto d'Epoca non faremo mai niente. E vi prego di tributare un grosso applauso alla componente femminile, alle nostre donne. E l'altra pilota donna è la nostra segretaria del circolo, Liliana Bonanno. Indice di coppe sportive, trofei e medaglie, vuole con questo omaggio premiare la fattiva volontà, la perseveranza e anche l'attaccamento al circolo del presidente e del suo direttivo. Le sorprese, come si dice, non finiscono mai. Ben vengano sempre situazioni e momenti come questi. E andiamo ai primi tre classificati, dicevo, le posizioni classiche, primo, secondo e terzo. Terzo assoluto, pensate, 29 penalità, veramente molto poche per un equipaggio che ha sempre profuso impegno e che oggi vede coronare con successo la propria voglia di emergere
se non si è primi ma secondi, è veramente un piazzamento di estremo rispetto e capacità. È con piacere che consegno la coppa del secondo assoluto all'equipaggio numero 108 Bes Soggiu. Le ultime 3 coppe, bellissime, eccezionali. Questa è offerta dalla ditta Autopiù di Aldo Magia, accessori e ricambi per auto via Maglias, ed ecco le 2 coppe offerte con slancio effervente, credo, sull'automobilismo da parte dell'Automobile Club di Sassari, una per il pilota e una per il navigatore. Che un po' di invidia c'è per questo equipaggio sicuramente, però sono stati veramente molto bravi, anche perché guidare una vettura del 29 non è facile, bisogna veramente schiacciare il pedale dell'acceleratore, del freno, della frizione, eccetera eccetera eccetera, ma bando alle varie ciance, onore e gloria, consacriamo primi assoluti della prima rievocazione storica della Cagliari-Sassari-Cagliari 1996, l'equipaggio Bruschetti de Murtas.